Il panificio però è chiuso per mancanza di elettricità. Lo sapeva lei? No, sono appena arrivato. Dese, 2700 anime, paese della municipalità di Favaro Veneto, da mesi sotto assedio dei cantieri, con la banda ultralarga che ha privato l'intera comunità stamane per ore della corrente elettrica e dell'unico forno presente. Si va a Favaro a Marcon oggi per il pane, manca l'elettricità, l'Enel ha informato la cittadinanza solamente tramite volantini gialli di carta ieri mattina. Ma la fibra ottica è soltanto l'ultimo dei problemi di una comunità che ha visto spesi più di €500.000 per il completamento del percorso ciclopedonale, valore €300.000, dove pedoni e ciclisti viaggiano insieme con il rischio di essere investiti gli uni dagli altri. Il solito non senza la Pozzetto alla Fantozzi. E per i lavori della nuova passerella sul fiume che dà il nome al paese, gli altri €300.000, cantieri avviati lo scorso ottobre e che secondo informativa comunale dovevano essere completati per l'Epifania. Quando si presume finiranno i lavori? Fine febbraio, bene. Purtroppo l'iter edile lo conosciamo bene non solo a Mestre ma anche in tutta Italia, purtroppo i lavori eccedono sempre nella lunghezza. Infatti i lavori di Dese, non questo in particolare ma tutti gli altri, dai marciapiedi alla fibra eccetera, sono stati continuamente intervallati. Per questo motivo da quest'estate, da agosto 2020, vuoi per il Covid anche per altre cose, ci troviamo un paese che continuamente è attraversato da bettoniere, da camion e da quant'altro. Ed ecco, secondo progetto, il ponte come sarà quando ultimato. Bello certamente, ma poco utile, dice Quintavalle, rispetto alla riqualificazione di un paese dove nei negozi le scritte vendisi e affittasi si avvicendano nei giorni e dove manca il servizio essenziale di un ufficio postale o di un semplice sportello bancomat. Io ritengo che per l'urbanizzazione, per la manutenzione ci voglia un minimo di piglio, un minimo di metodo e che soprattutto non disagi la cittadinanza.